C'è chi nella vita ha tutto e questo tutto gli è stato regalato. C'è chi si omologa, chi pensa come gli altri, ma non Filippo, no, lui è diverso. Filippo ha 24 anni, sgoba con piacere, ha sempre avuto uno spiccato senso del dovere. Lui fa il fornaio come il padre e la madre, non ha certo paura di andare a faticare. Gli amici gli ripetono: stai perdendo tempo, stai sempre lavorando, presto sarai vecchio. Filippo non li ascolta, rimane se stesso, non gli importa del loro stupido divertimento. È innamorato di Maria Lucia da sempre, non gli frega niente del giudizio della gente, perché lui lo sa bene che la gente è vigliacca, la gente che sorride e poi alle spalle attacca. Filippo alle 2 del mattino si alza, va nel suo panificio e procede con calma, sistema gli ingredienti, è pronto a cominciare. Fare il pane per lui equivale a sognare. Filippo non ci sta, non vuole omologarsi, non vuole darla vinta a questi benestanti, non vuole morire abbassando la testa a questi fighetti, far abbassare la cresta. Filippo non ci sta, non vuole omologarsi, non vuole darla vinta a questi benestanti, non vuole morire abbassando la testa a questi fighetti, far abbassare la cresta. Maria Lucia è rimasta incinta, Filippo è contento, gli amici lo deridono, gli dicono: sei scemo, che esempio tu sarai, non hai il becco di un quattrino, un figlio a 24 anni, sei solo un cretino. Filippo non li ascolta, prosegue la sua lotta, va da una parte all'altra, è sempre di corsa. Vuole comprare casa, avere stabilità, cerca solamente un poco di tranquillità. Filippo è bravo in ciò che fa, dà sempre il massimo, agli amici dà fastidio, per loro è antipatico, sono gelosi perché lui ha un obiettivo e sperano fallisca e che cada nel tragitto. Ma Filippo prosegue con passione e impegno del ruolo di padre, lui vuole essere degno. Maria Lucia lo guarda, è fiera di lui. Filippo sa orientarsi in questi tempi bui. Filippo non ci sta, non vuole omologarsi, non vuole darla vinta a questi benestanti, non vuole morire abbassando la testa a questi fighetti, far abbassare la cresta. Filippo non ci sta, non vuole omologarsi, non vuole darla vinta a questi benestanti, non vuole morire abbassando la testa a questi fighetti, far abbassare la cresta.